Cari telespettatori della Tenda TV, ben ritrovati. Vi parliamo in diretta dal monastero cistercense di San Giacomo di Veglia. Vi parliamo appunto da Vittorio Veneto. Siamo qui per seguire insieme la Santa Messa della prima domenica di Quaresima. Anche in questo caso, come già avvenuto nel mercoledì delle Ceneri, la celebrazione avrà luogo a porte chiuse e quindi noi ci siamo messi a disposizione della diocesi di Vittorio Veneto per far sì che la celebrazione possa arrivare nelle case di quante più persone possibili. Quindi un saluto va a tutti i nostri telespettatori e anche chi ci sta seguendo attraverso le piattaforme internet. Lasciamo spazio alle immagini della Santa Messa presieduta dal Vescovo Monsignor Corrado Pizziolo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Carissime sorelle, celebriamo la prima domenica di Quaresima, un modo per voi ordinario, perché qui celebrate tra voi ogni domenica, straordinario per il nostro popolo che per la prima volta, credo nella storia, si trova a non avere la celebrazione festiva nelle proprie parrocchie, ma attraverso questa celebrazione che raggiungerà le nostre case, attraverso le frequenze di Tenda TV, molti potranno seguire questa celebrazione. Sentiamoci in comunione non solo fra noi che partecipiamo qui a questa celebrazione, ma anche e viviamo questa comunione con tutti coloro che attraverso le frequenze televisive vi parteciperanno spiritualmente, partecipandovi con il cuore, perché come ho detto qualche giorno fa è sospesa la celebrazione nelle nostre chiese, ma non è sospesa la Quaresima, l'impegno di conversione e di incontro con il Signore, che vede in questo tempo un tempo particolarmente importante.
Prepariamoci a vivere bene questo momento, vivendo anche la comunione con Dio, ma questa comunione con i fratelli che ho ricordato, e domandando al Signore che perdoni i nostri peccati. Signore, che comandi di perdonarci prima di venire al tuo altare, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che sulla croce hai invocato il perdono per i peccatori, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che affidi alla tua Chiesa il ministero della riconciliazione, abbi pietà di noi. E Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Dio nostro Padre, con la celebrazione di questa Quaresima, segno sacramentale della nostra conversione, concedi a noi, tuoi fedeli, di crescere nella conoscenza del mistero di Cristo e di testimoniarlo con una degna condotta di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro della Genesi. Il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto, e disse alla donna: «È vero che Dio ha detto, non dovete mangiare di alcun albero del giardino?» Rispose la donna al serpente: «Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: non dovete mangiarne e non lo dovete toccare, altrimenti morirete». Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete affatto, anzi Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male». Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito che era con lei, e anch'egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutte e due e conobbero di essere nudi, intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. Perdonaci, Signore,
Sì, le mie iniquità io le riconosco, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo, non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato. Fino alla legge, infatti, c'era il peccato nel mondo, e anche se il peccato non può essere imputato quando manca la legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato, a somiglianza della trasgressione di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Ma il dono di grazia non è come la caduta. Se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia del solo uomo Gesù Cristo si sono riversati in abbondanza su tutti. E nel caso del dono non è come nel caso di quel solo che ha peccato. Il giudizio infatti viene da uno solo ed è per la condanna. Il dono di grazia invece da molte cadute ed è per la giustificazione. Infatti, se per la caduta di uno solo la morte ha regnato a causa di quel solo uomo, molto di più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù Cristo. Come dunque per la caduta di uno solo si è riversata su tutti gli uomini la condanna, così anche per l'opera giusta di uno solo si riversa su tutti gli uomini la giustificazione che dà vita. Infatti, come per la disobbedienza di un solo uomo tutti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce
dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: se tu sei figlio di Dio, gettati giù. Sta scritto infatti: ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra. Gesù gli rispose: sta scritto anche: non metterai alla prova il Signore Dio tuo. Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: tutte queste cose io ti darò se gettandoti ai miei piedi mi adorerai. Allora Gesù gli rispose: vattene, Satana, sta scritto infatti: il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto. Allora il diavolo lo lasciò ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. Parola del Signore. Uno storico antico di origine ebraica, nato poco tempo dopo la morte e risurrezione di Gesù, quindi verso gli anni 30 circa, poco più, racconta che all'inizio del primo secolo, quindi quando è nato Gesù, quando ha vissuto Gesù, c'erano parecchi uomini fanatici i quali mettevano su, sobillavano il popolo, invitandolo ad andare nel deserto, perché proprio nel deserto Dio avrebbe ripetuto il prodigio della manna, invitandolo il popolo a recarsi sulla spianata del Tempio a Gerusalemme, dove Dio si sarebbe prodigiosamente manifestato discendendo dal cielo attraverso il suo Messia, e assicuravano che il Messia avrebbe assunto la sovranità e il dominio del mondo intero. Ci sono sempre stati personaggi così nella storia del mondo e in quel tempo erano molto numerosi. Ebbene, il tentatore viene chiamato così, viene chiamato anche diavolo, che vuol dire il divisore, colui che voleva dividere Gesù dal Padre, viene chiamato anche Satana, vattene Satana. Ecco, il tentatore mette alla prova Gesù proprio facendo riferimento a queste attese popolari del popolo diffuse. Ricordiamo che Gesù viene sospinto nel deserto dallo Spirito, dice fu condotto dallo Spirito nel deserto, appena dopo aver ricevuto il battesimo nel Giordano, subito dopo. Appena dopo che una voce dal cielo è discesa dicendo: tu sei il figlio mio, l'amato. Ebbene, il divisore vuole appunto dividere Gesù dal Padre, suggerendogli di realizzare la sua identità di Messia proclamata solennemente dalla voce che scende dal cielo, suggerendogli di realizzare questa identità di Messia in modo conforme alle attese popolari. Proprio così. Se vuoi essere accettato, se vuoi diventare popolare, fa quello che il popolo si attende. Con il tuo potere fa che queste pietre diventino pane, usa la potenza di Dio a tuo proprio vantaggio. Plana miracolosamente dall'alto sulla spianata del Tempio, buttati giù e falli vedere che sei Dio.
Fa vedere a tutti che hai una potenza divina e allora ti ascolteranno e ti seguiranno. Li avrai tutti in mano. Questo è il discorso che fa il tentatore. Conformarsi alle attese del popolo così da averlo in mano o attenersi alla parola di Dio. Ecco la tentazione, la prova. Ma conformarsi alle attese del popolo per averlo in mano, cosa significa? Significa cercare la via del potere. Sì, manifesta una volontà di dominio che si impone o con la forza o con la demagogia o con l'inganno di promesse luccicanti ma false. Ed è una via che molti ritengono efficace e risolutiva. Lungo la storia è stata molto percorsa questa via. Pensate, tutti i dittatori hanno agito così, ma non solo a livello di grande potere politico, ma anche spesso nella relazione quotidiana spesso si agisce così. E anche oggi questa costituisce una tentazione, impadronirsi in qualche modo del consenso delle persone o delle comunità o dei popoli per poter fare quello che si vuole, per poter esaltare se stessi, per poter realizzare la propria volontà, il proprio potere. In realtà è una via che passa necessariamente per l'adorazione di Satana. Desiderare di dominare gli altri è idolatria. E su questo il diavolo è sincero. Se ti prostrerai davanti a me, avrai quel potere prostrandoti davanti a me. Le tentazioni di Gesù riassumono i grandi inganni della nostra vita, sia personale che di popoli, che di nazioni. E i grandi inganni della nostra vita quando ci allontaniamo dal Signore, quando pensiamo di realizzare la nostra vita con le nostre mani, o pensando solo a noi stessi, o servendosi degli altri per affermare la nostra persona, il nostro potere, o anche servendoci di Dio stesso, del nostro rapporto con Lui, pensando in qualche modo di sottomettere Dio al nostro volere. Anche questa è la tentazione dell'uomo e della donna religiosi, che può correre questa tentazione. Ogni tentazione, ci ricorda Sant'Agostino, è sempre una scelta tra due amori, l'amore di se stessi o l'amore di Dio. Amor sui, amor Dei, l'amore di sé o l'amore di Dio. Gesù ci mostra la maniera, il modo biblico per affrontare e vincere le tentazioni, per scegliere in modo giusto. Alla parola dell'inganno o dell'ingannatore e gli oppone la parola di Dio. Sta scritto. Il diavolo è furbo, perché anche lui dice sta scritto. E allora come fa uno a dire ha ragione uno o ha ragione l'altro? Questo è un impegno di ricerca, è un impegno di ascolto della voce, dell'azione dello Spirito che ti aiuta a comprendere nel modo giusto quello che sta scritto, anche aiutato dalla mediazione della comunità cristiana, della Chiesa. Anche noi siamo chiamati quindi a scegliere, perché vivere è scegliere. E la luce per la nostra scelta la troviamo proprio nella parola del Vangelo e più precisamente ancora, se vogliamo dire, nello Spirito Santo che ci illumina la parola del Vangelo e ci aiuta a comprenderla non per quello che vogliamo farle dire noi, ma per quello che realmente dice. È lo Spirito che ci guida alla
giusta interpretazione della parola del Signore, certo attraverso la mediazione della Chiesa, ma è lo Spirito che agisce. Quindi la luce di questa nostra scelta viene dalla parola di Dio, e più precisamente ancora dallo Spirito che ci aiuta a interpretarla, a comprenderla in modo giusto, e la forza per scegliere, perché non basta vedere, bisogna anche riuscire. La forza per scegliere ci viene appunto ancora una volta dallo Spirito Santo, il cui quarto dono, doni dello Spirito Santo, è proprio la fortezza, quella fortezza che, unita alla sapienza che ci fa riscoprire i giusti ideali, i giusti valori del Vangelo, quella fortezza che ci permette di attuarli, e ci viene proprio da Gesù, con cui noi, grazie al dono dello Spirito Santo, siamo invitati a entrare in comunione più profonda, perché lo Spirito Santo non va per conto suo, ci fa conoscere Gesù e ci incontra e ci aiuta a incontrare Gesù. Ci viene dalla forza con cui Gesù, che è il forte, colui che è più forte del tentatore, ha conquistato la nostra vita, conquista il nostro cuore, e uniti a Lui noi troviamo quella forza per resistere alle tentazioni che ci porterebbero a separarci, a dividerci, il divisore, no? A dividerci dal Signore Gesù, dalla sua parola di salvezza. E poi rimangono per la pratica quaresimale, per questo cammino di libertà, perché scegliere in modo giusto è diventare liberi, superare la schiavitù. In questo cammino di libertà non dimentichiamo le 3 pratiche tradizionali della Quaresima, che ci sono state ricordate proprio nel mercoledì delle ceneri, avete presente? Ecco, da farle in modo giusto, non per essere visti dagli altri, ma per farle davanti a Dio. La preghiera, che nasce dall'ascolto della parola del Signore, l'elemosina, la carità, la condivisione di ciò che abbiamo, di ciò che siamo, e il digiuno, cioè il privarci di qualcosa per essere più liberi, più sciolti, più capaci di condividere con gli altri ciò che siamo e ciò che abbiamo. Chiediamo davvero allo Spirito del Signore, che ha condotto Gesù nel deserto per affrontare e vincere le tentazioni, che aiuti anche noi, con la sua luce, con la sua forza, a vincere le tentazioni, a riconquistare sempre quella libertà che il Signore Gesù con la sua Pasqua ci ha donato. Citiamo il simbolo apostolico: io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo e siede a destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, all'inizio della Quaresima incontriamo Gesù, il nuovo Adamo, che supera ogni tentazione. A Lui chiediamo di essere partecipi della sua vittoria sul male. Preghiamo insieme e diciamo: converti il nostro cuore, o Signore.
perché quanti esercitano ruoli di responsabilità nella Chiesa esprimano la loro autorità e potestà come servizio all'unità e alla fecondità missionaria del popolo di Dio, preghiamo. Converti il nostro cuore, o Signore. Perché i governanti sappiano gestire il potere e le risorse economiche per promuovere l'inclusione sociale, superando la cultura dello scarto, preghiamo. Converti il nostro cuore, o Signore. Perché i sofferenti nel corpo e nello spirito, associati alla passione del Signore, condividano la grazia e la consolazione della sua vicinanza, preghiamo. Converti il nostro cuore, o Signore. Perché in ogni comunità cristiana cresca sempre più uno stile sinodale nel discernere, elaborare ed assumere decisioni pastorali col sapore del Vangelo, preghiamo. Converti il nostro cuore, o Signore. Perché il frutto dell'albero della vita, il pane eucaristico, penetri nel cuore di tutti noi, vicini e lontani, che partecipiamo a questo divino banchetto, preghiamo. Preghiamo per tutti coloro che sono sotto il timore, la paura della malattia, dell'epidemia, per coloro che ne sono colpiti, per coloro che si prendono cura degli ammalati, e invochiamo il Signore perché questa prova possa essere presto superata per il bene di tutti. Preghiamo. O Padre, ti presentiamo con vivo desiderio e ferma fiducia la nostra preghiera, affinché tu possa rinnovare la nostra speranza di vita, di carità e di pace, sostenendoci nella strada della conversione per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Si rinnovi, Signore, la nostra vita e col tuo aiuto si ispiri sempre più al sacrificio che santifica l'inizio della Quaresima, tempo favorevole per la nostra salvezza, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Egli consacrò l'istituzione del tempo penitenziale col digiuno di 40 giorni, e vincendo le insidie dell'antico tentatore ci insegnò a dominare le seduzioni del peccato
perché celebrando con spirito rinnovato il mistero pasquale possiamo giungere alla Pasqua eterna. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. L'amore del Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, come è indegno tuo servo, e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente nell'unità
dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Tempo di Quaresima è tempo di preghiera. Gesù ci ha insegnato a pregare. La preghiera più bella è quella che Lui ci ha insegnato e che ora con fede recitiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. E la pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di comunione e di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. Il pane del cielo che ci hai dato, o Padre, alimenti in noi la fede, accresca la speranza, rafforzi la carità e ci insegni ad aver fame di Cristo, pane vivo e vero, e a nutrirci di ogni parola che esce dalla tua bocca, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita e andate in pace. E queste erano le immagini che vi sono giunte in diretta dalla cappella del monastero cistercense di San Giacomo di Veglia a Vittorio Veneto. Vi abbiamo trasmesso la Santa Messa della prima domenica di Quaresima, una Quaresima che è iniziata senza dubbio in un modo del tutto anomalo. Noi abbiamo messo le nostre telecamere a disposizione ovviamente della diocesi di Vittorio Veneto e per far sì che anche voi abbiate potuto seguire questa celebrazione. Un grazie ai tecnici che hanno reso possibile questa diretta televisiva. A tutti voi un buon proseguimento di giornata.